suoi 13 gol in campionato, e tanto è giovanissima, che sono Maria Chiara Polini, 17, e fa e alla fine la portando in pace, l'una regginata tra i pali, linea di difesa Molese, vediamo come si dispara. Sempre in queste prime fasi un 4-5-1, almeno questo. Attenzione con la Suono, prova ad andare da sinistra, pallone dal Pozzolo, Zanella e Foltrano nell'area di rigore, pallone al quadro centrale di rigore, ha provato poi palla per Zanella, quel dell'area di rigore, la conclusione grandissima, si vede un problema, poi Zanon, gira il pallone, però andrà per piedi che prova la conclusione. Vediamo Fabiana con la Suono sul pallone, va col destro, c'è la conclusione, bloccata da Regina. Santa, crossina di rigore per Gatti, col tacco, Gazzanella! Sbaglia un gol clamoroso. Tempo, lancio di Tommaselli, 20 metri. Chiai, c'è De Martini sulla destra, prova la conclusione De Martini. Sicuramente difficile per una conclusione, però con la Suono molto tecnica e prova la battuta di questa casa, un cross di rigore, di testa, provazione di sfondamento, l'interno di rigore, palla per Martini, di rigore destro, De Martini, prova la conclusione, pallone si avvicina subito alla bandierina, battuto corto l'angolo da Furlan, però per Chiai, allora Chiai, posizione di cross, c'è il rigore, prende molto alto, per Zanella che si va a penale, e trova giù del pareggio, in Permac, proprio con Checca Zanella. Oh Checca! Il pallone ancora vagante per Foltrano, cercato un numero difficilissimo, qui la numero 9, mentre Foltrano parte le pallone per Zanella, intervento di Giovanni in aspettare, Mister Toffolo per l'animazione. Mister Toffolo. Occhio con la Suono, limite la sinistra, prova a saltare, la conclusione, e poi ancora lì gol fatto, la numero 18 del Molese che sulla fascia destra scatta la diretta forza in mezzo, non la mettere in mezzo. allora può entrare in rigore da sinistra, Tommasella, prova a mettere a testa, con Martini, come da Martini, prova a tirare, prova a concludere che dal Pozzolo, conclude che non lo... È brava Zammona a tirare il pallone, Zanella, Salente Martini, poi c'è sono 5 giocatrici praticamente sulle spalle, poi Tommasella prova la battuta, pallone con il rigore, De Martini. Vai su, Gaia! Centrale, con la Suono, c'è la sterzata, ancora con la Suono, si porta a prendere il rigore, la conclusione. occhio! Si sente la mancanza. Sinceramente adesso abbiamo Marghe Zanone, veramente uno scatto da 100 metri della numero 11, riesce a tenere la palla in gioco, scalca la diretta a metà, cross in mezzo, sul secondo palo. Non voleva mettere il cross in mezzo, invece dal destro le è uscito un... Tommasella può provare la battuta, scende invece il passaggio per Ponte, Ponte in area di rigore, spalla alla porta, prova a girarsi, prova la battuta, in questo momento tira la centrale, di Lenzi ancora in area di rigore, però colpo di testa, poi in linea di rigirimento, poi un rimpallo, attenzione Ponte, attenzione al dischetto e qui Stefanello, gioco di gambe, ancora cerca il triangolo con le Ponte e la... Attenzione, l'ultima azione del match qui a Imola, anzi no, perché in questo momento